Se io vedo questa mare così, penso direttamente mentre stavo venendo in Italia, perché il viaggio è troppo duro, troppo lungo. Al mare ho avuto paura perché l'acqua sta così. Noi pensavamo tante cose. Forse ci sono un'altra persone nel mare, ci vogliono uscire e grazie a Dio non siamo morti. Sono questi gli unici ricordi che legano Boucar Ba, senegalese di 22 anni, al mare. Un viaggio difficile che ha affrontato un anno fa per fuggire dal suo paese e costruirsi un futuro migliore. Ed è proprio lui che oggi, insieme agli altri rifugiati e richiedenti asilo del territorio, ha deciso di combattere la sua più grande paura. Una sfida che è riuscito a superare anche grazie all'iniziativa organizzata dalla cooperativa Isola insieme all'associazione Plastica Qua, che rientra nel progetto LGNet 3, per far conoscere le bellezze culturali e storiche nascoste nel nostro mare, come ha raccontato Davide Laporta, psicoterapeuta della cooperativa. Poter dare loro voce non solo rispetto ai ricordi negativi che porta il mare, ma anche vedere il mare da un'accezione anche positiva. Oggi cercheremo in tutti i modi di far sì che da parte loro ci sia anche un motivo di fiducia e di speranza verso il futuro. I beneficiari, in occasione della Giornata internazionale del Mar Mediterraneo, si sono riuniti all'interno del Parco Cimino e, raggiunte le rive del secondo seno del Mar Piccolo, hanno scoperto le ricchezze e la biodiversità che popola il Mare Nostrum. Un ecosistema marino delicato che va curato costantemente, come ha ricordato il presidente dell'associazione Plastica Qua, Giuseppe Internò. Ha un'integrazione fatta di pratica, che quindi include la conoscenza dei luoghi, nonché le peculiarità di un territorio in cui si vive, peculiarità che tanto spesso nemmeno gli abitanti conoscono più di tanto. È un'azione educativa che si può propagare positivamente. Una realtà attiva sul territorio dal 2013 che si occupa di tutela ambientale e monitoraggio dell'inquinamento marino. Azioni di clean-up che, secondo il vicepresidente dell'associazione Giacomo Mongelli, sono necessarie a salvaguardare le coste e le spiagge del capoluogo ionico. Puliremo appunto questo piccolo tratto dove sicuramente troveremo i rifiuti portati in questo caso dal mare. Oggi il vento è, provenendo da nord-ovest, porterà a riva tutti i rifiuti. Una giornata all'insegna dell'inclusione e della conoscenza che per la mediatrice linguistica e interculturale della cooperativa Stefania Casamassima segna la fine di un percorso di crescita personale e sociale dei beneficiari. È sempre più evidente il loro desiderio di confrontarsi, di condividere, seppur con timidezza, a volte con paura, col timore di sbagliare, però c'è un grande desiderio di aprirsi, di sentirsi ascoltati e di ascoltare.